Partiamo dal 1944, bacheca di strada del Teatro Verdi, in un gennaio che viene descritto dalla stampa come piuttosto freddo, mentre non troppo lontano da via Politeama, folle di famiglie rissose si radunano intorno alle macellerie Ribichesu, Satta, Sava e Taras per una distribuzione straordinaria di 50 grammi a persona di salamini da cottura della ditta Galbani, come informa una comunicazione dell'autorità per il razionamento pubblicata sull'isola, da poco defascistizzata. Ebbene, su quella bacheca compare una scalcinata locandina stampata in solo nero, perché non c'è più inchiostro a colori, anzi il grigio, perché anche quello nero sta per scomparire, bisogna allungarlo con la nafta. Qualcuno l'appiccica in cima a questa grossa crosta di carta e colla di farina secca, fatta di 1000 manifesti appiccicati uno sull'altro degli anni precedenti, un grommo che nasconde dentro di sé i fasti di prima della guerra, cioè ricche stagioni liriche, stagioni di prosa di livello nazionale, il passaggio delle riviste di Totò, di Vandosiris. Questa nuova locandina annuncia compagnia sarda di varietà The Boys in Fantasie Novecento, e poi giù con nomi inventati di commovente esotismo americano, John, Jack, Tony, Doris, oppure spagnolo, Estrelita, poco più insomma di una serata goliardica. Eppure, raccontano fonti sicure, cioè la stampa dell'epoca, il Verdi quella sera fu occupata da un pubblico interclassista che non lasciò un posto vuoto. Platea lire 12, galleria lire 8, militari e ragazzi lire 5, che non era poco per l'epoca, informava il manifesto. E allora il Teatro Verdi pieno, Stefano Mancini lo potrà testimoniare, significava più o meno 3.000 persone, al contrario delle 600-700 attuali, se le facciamo tutte, visto che allora non esistevano le attuali e stringenti norme di sicurezza che limitano l'uso di tutti i teatri. Quei boys erano parte di una brutta stagione di rivista organizzata dal Carro di Tespi, un gruppo la cui ardimentosa precarietà è denunciata dallo stesso nome. Eppure il successo fu clamoroso, così in quello stesso periodo una messa per i ricoverati dell'ospedale militare venne presa d'assalto da torme di sassaresi che non erano né militari e neppure inferme, comprese donne, che quindi non potevano essere neppure soldati, perché si era sparsa la voce che uno dei degenti, uno dei ricoverati, l'allora popolarissimo tenore Angelo Alfieri, durante la celebrazione avrebbe cantato a cappella lo Stabat Mater di Schubert. A febbraio, sempre al Verdi, fu la volta del manifesto di un'orchestra generica, di generica musica leggera e molto jazz, o meglio, più che jazz, uno swing orecchiato dai dischi di Bacchelite portati dai nuovi alleati americani, ma che già circolavano prima del 41, quando vennero vietati con l'ingresso in guerra degli Stati Uniti. L'orchestra era formata da soldati italiani e prendeva il nome del loro gruppo di appartenenza all'esercito del Regno del Sud, quello di Vittorio Emanuele di Badoglio, di cui la nostra isola costituiva praticamente in quel momento la gran parte del territorio. Il complesso musicale si chiamava Orchestra della 31esima Divisione Calabria ed ebbe anch'esso un travolgente successo. Il direttore era un ufficialetto torinese. In Piemonte comandavano ancora i tedeschi e i fascisti, lui se ne stava bene qui in Sardegna. Questo ufficialetto si chiamava Ferdinando Buscaglione e si dice che fu proprio in quei giorni sassaresi, a contatto con i soldati americani, che quel Ferdinando divenne Fred. In parole povere, c'era voglia di spettacolo.
quasi quanta di salamini e soprattutto di pane, per avere il quale, sempre in quei giorni, di quel gennaio freddo del 44, vennero assaltati i forni nei molti cappeggiati da un comunista di 21 anni che si chiamava Enrico Berlinguer. La Sardegna fu probabilmente l'unico grande pezzo d'Italia nel quale l'8 settembre del 1943 la guerra finì davvero. L'essere isola per una volta fu un vantaggio. Andarono via i tedeschi, quasi senza colpo ferire, quasi. Arrivarono gli anglo-americani, eppure tra fame, borsa nera, ordine pubblico e legalità diffusa ai livelli minimi, cominciò a sentirsi con un certo anticipo rispetto al continente quel vago profumo di speranza, di ricostruzione, quel sentore che nel resto d'Italia avrebbe cominciato ad alleggiare soltanto nell'inoltrato 45. E a Sassari questi germogli timidi e fragili si videro per primi nel mondo dello spettacolo, che era comunque una costante radicata nell'indole di questo nostro strano popolo, che ogni momento di riscatto, di progresso l'ha voluto simboleggiare sempre con un palcoscenico sul quale aprire un sipario davanti alla platea della storia. Così tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, quando il geniale architetto piemontese Giuseppe Cominotti, inviato dal governo del Regno di Sardegna a modernizzare questa illustre periferia che dava il nome a tutto il dominio sabaudo, sulle rovine dell'antico palazzo di Città ne costruì uno nuovo che doveva ospitare la sede del municipio ma anche un teatro, e sarà perché aveva interpretato quale simbolo volessero davvero i sassaresi nel salto che in quegli anni intendevano compiere per diventare il capoluogo della Sardegna. Il teatro gli venne più grande del municipio, tanto che i pochi uffici amministrativi ben presto dovettero sloggiare e quello restò un teatro e basta, come tuttora, grazie a Dio. Poi nel 1883, quando la battagliera borghesia tentò un nuovo balzo verso la supremazia regionale, ogni tanto ci tentiamo a distanza di secoli, a diventare l'emblema fu questa volta un teatro assai più grande del civico, il Politeama, costruito su un'area lasciata libera da certe pertinenze dell'appena abbattuto Castello Aragonese. L'avventura della pattuglia di sottoscrittori privati in pochi mesi ebbe un trionfale epilogo, tanto che i lavori cominciati nel 1883 consentirono le prime preinaugurazioni aperte al pubblico già nell'estate del 1884, cioè neppure un anno si costruì l'attuale Teatro Verdi, sino all'inaugurazione solenne prima di Natale, naturalmente con la gloria musicale sassarese Luigi Canepa al centro dell'evento. Sempre più spesso i sassaresi cominciarono a chiamarlo Teatro Verdi, sino a che, morto il maestro nel 1901, il suo nome, quello del maestro adorato a Sassari da poveri e ricchi, divenne quello ufficiale. Quel teatro, tuttora posseduto, gestito attualmente dalla cooperativa Teatro Musica, è posseduto dagli eredi dei fondatori, dalle famiglie dell'83, chiamati palchettisti, anche se non sono padroni soltanto dei palchetti, ma di tutti i muri e gli arredi dell'edificio. Questo teatro restò al centro della vita culturale e civile della città per tutto il XX secolo. È ancora un ruolo centrale. E dunque, dopo questi illustri precedenti, la voglia di riscatto dei sassaresi si trasferì anche in questo secondo dopoguerra nel mondo dello spettacolo, un desiderio incoraggiato sia dai comandi anglo-americani sia dai poteri civili, tra i quali la concentrazione antifascista, dove tutti i partiti, in questa ritrovata libertà, tentavano di affiancare un potere politico a quello militare. Raramente ci riuscivano, ma civili e militari erano comunque d'accordo sulla necessità di tenere la popolazione quanto più possibile di buon animo e in quella miseria. Lo spettacolo era un ottimo strumento, visto l'indole molto ricettiva in tal senso di borghesi e proletari.
In quegli anni sospesi tra pace in Sardegna e guerra nel resto d'Italia, l'universo dello spettacolo cittadino era rappresentato sostanzialmente da 3 istituzioni, 2 delle quali non erano cose ma persone. Appunto il Teatro Verdi, del quale abbiamo parlato, perché il teatro civico era quasi inagibile da molti anni, si apriva eccezionalmente al pubblico e si finirà di ristrutturarlo soltanto nel 1966. Poi l'impresario teatrale e cinematografico Roberto Pappalardo e la musicista Maria Elisa De Carolis. Verdi, Pappalardo, De Carolis. Nei primi anni lo spettacolo a Sassari, e che spettacolo, erano questi tre nomi. Maria Elisa De Carolis, grande, geniale animatrice culturale che formò l'ente privato musicale che successivamente ha preso il suo nome e diventò ciò che è ancora, cioè l'ente concerti Maria Elisa De Carolis, cioè la più importante istituzione culturale cittadina e una delle più importanti in Sardegna. Pappalardo era un napoletano piombato a Sassari nel 1923, quando da poco il Verdi sembrava irrimediabilmente distrutto da un incendio, invece risorgerà nel 1926 a due passi nell'allora Corso Umberto si finiva di costruire il Gran Cinema Sassari, che poi divenne il Moderno. Pappalardo comprò il Gran Cinema nel 1924 e appena fu ricostruito prese la gestione del Verdi, che riportò alle funzioni di teatro e di cinema. Pappalardo confondeva il Fausto con il Falstaff e non riusciva a capire perché Pirandello fosse più grande di Petrolini, anche se Petrolini faceva ridere di più. Però aveva un eccezionale intuito per ciò che ha valore assoluto sul piano culturale e rischiando di soldi suoi, organizzò costosissime stagioni liriche, qualche volta associando gli sforzi economici con l'ente concerti Maria Elisa De Carolis. Però se Pappalardo perdeva soldi dalla musica si rifaceva con le pellicole, con il cinema. Lanciò a Sassari il gusto del concerto sinfonico, fu lui per primo, sempre in collaborazione con l'ente naturalmente, e portò al Verdi tutti i grandi della prosa italiana. Fu in questo dopoguerra il vero rappresentante della borghesia capace di investire in cultura senza perderci ma senza guadagnarci troppo, se non in prestigio sociale, che era una moneta che allora valeva, in un momento in cui era impensabile, ancora impensabile, il mecenatismo del potere pubblico in rapporto allo spettacolo. Ma se il cuore dello spettacolo è la musica, allora nella sua storia, compresi i 30 anni di cui in questi giorni parliamo, l'evento fondante è il legame tra il liceo musicale Luigi Canepa e una nuova società dei concerti. Il liceo, fondato nel 1880 da Canepa e rifondato nel 1920 da appassionati musicofili, promosse numerose iniziative, ma nel 1938 vi fu un balzo quando ne divenne direttrice Maria Elisa De Carolis, giovane e brava pianista proveniente da Roma, che si stabilì a Sassari sposando Francesco Pilo, esponente di una delle più note famiglie sassaresi. Maria Elisa De Carolis, attivissima e geniale non soltanto come musicista ma anche sul piano organizzativo, fu animatrice sia dei licei musicali sia di questa nuova società dei concerti nata insieme al liceo, che nel 1950 diventerà l'ente concerti. L'attività concertistica intensamente organizzata da De Carolis, la prima donna tra l'altro a dirigere un'orchestra nella città di Sassari, fu praticamente l'unica questa attività a non subire totali interruzioni persino in quel terribile 43, quello in cui si bombardava la Sardegna e qualche bomba cadde anche a Sassari, nel 43, prima del 25 luglio e prima dell'8 settembre. Insomma, a partire dal 45, a pieno regime dall'anno successivo, il settore teatrale, allestimenti lirici, concerti e prosa, riparte riannodando tutti i fili di un'attività intensa e ricca in proporzione alle dimensioni della città, che all'epoca era intorno ai 65.000 abitanti, un'attività interrotta dalla guerra e operando per i primi tempi con gli stessi protagonisti istituzionali
e imprenditoriali del passato regime, in una sorta di continuità di classe dirigente visibili anche in altri importanti aspetti della vita cittadina, come è stato riaffermato anche ieri e oggi nel convegno. Ma già dalla fine degli anni 50 questa continuità sarà interrotta nel settore dello spettacolo dall'ingresso degli intellettuali di nuova generazione e dalla cosiddetta globalizzazione del settore, cioè l'inserimento in un dibattito nazionale delle nuove forme di spettacolo e di organizzazione del settore. Il mecenatismo privato sarà sempre meno influente e diventeranno fondamentali le rimesse pubbliche, con il conseguente massiccio intervento della politica locale, regionale e centrale, il che per certi aspetti è stato un bene quando la politica ha fatto cultura, un male quando la politica ha voluto controllare la cultura. Comunque, la nuova leva di registi, attori, scrittori, operatori culturali imprimerà una diversa immagine al teatro di prosa, che negli anni 70 cesserà di essere unicamente un contenitore di allestimenti importati per diventare anche un luogo di ricche e interessanti produzioni locali, spesso di carattere innovativo e sperimentale, mentre nel settore concertistico e lirico, gestito dal De Carolis, si farà spazio a un modo più moderno di intendere la musica, pur nella continuità del ruolo di questa istituzione. Ma tornando al dopoguerra, la lirica ricomparve alla grande soltanto nel 1947, si dovettero attendere 2 o 3 anni, grazie alla spinta politica di un sindaco entrato nella leggenda, di cui oggi abbiamo parlato molto, Oreste Pieroni, quello che nel 1951 avrebbe inventato Platamona. Ma pur essendo Pieroni appunto un sindaco, ancora non era cominciata l'epoca delle rimesse pubbliche. Ad affiancarlo sostanziosamente fu infatti l'imprenditore privato Giovanni Sebastiano Pani, il quale curò, mettendoci di suo, l'allestimento di una stagione all'aperto, la prima nel dopoguerra, in Piazza d'Armi, nello spazio dove ora sorge la scuola media, con 5 opere in cartellone. Turandot, che inaugurò la rassegna il giorno dei Candelieri, Rigoletto, La Traviata, Lucia di Lammermoor e La Forza del Destino, sulla scelta della quale ultima si tramandano i dubbi del superstiziosissimo sindaco a causa della fosca fama che quest'opera ricopre negli ambienti teatrali, ma quella volta portò fortuna perché la media dei biglietti venduti a recita fu di 3.000 e il successo fu sempre festosissimo. Un pubblico grato, per questo un ritorno alla normalità che tappava la bocca ai più schizzinosi nel giudizio su allestimenti pur sempre dignitosi, ma per i quali, visti i tempi e i mezzi, ci si doveva accontentare di quello che c'era. E comunque nel cast di alcune delle opere, di 3 di queste opere, figurava anche il basso Boris Christoph, che era già da allora uno dei più grandi cantanti lirici del mondo, insomma, quindi non è che fosse un livello molto basso. A proposito di Sebastiano Pani, imprenditore nel campo degli autotrasporti, del turismo, ma anche in quello dello spettacolo e persino nell'editoria dei giornali, va detto che negli anni 50, con lo sviluppo di Platamona, realizzò su quel mare lo storico Lido Iride, una delle più belle architetture dell'epoca, divenuto simbolo della grande striscia di costa da poco resa fruibile. E anche l'Iride, sino all'inizio degli anni 70, ebbe le sue eccellenze, oltre che in servizi turistici, soprattutto nello spettacolo, cioè nelle serate cosiddette dancing, ma veri e propri concerti di musica leggera, nei quali erano protagonisti grandi nomi degli anni 50 e 60 come un Fred Buscaglione ormai diventato famosissimo, Claudio Villani, Lapizzi, Teddy Reno, Perez Prado, Xavier Cugat e altri musicisti di fama nazionale e mondiale. Io non voglio rubare tempo adesso, altrimenti proporrei un minuto di raccoglimento luttuoso per celebrare la fine immeritata in questi nostri anni ingrati di quella bellissima struttura, la più bella architettura degli anni 50. Comunque nel 1947, dopo alcune belle stagioni concertistiche, la società dei concerti interrompe
la collaborazione con il liceo e cammina con le proprie gambe organizzando la prima di una serie di straordinarie rassegne sostenute da sottoscrizioni popolari con in cartellone anche numerosi esecutori di fama nazionale. Erano pochissime. Nel 1947 si possono contare sulle dita di una mano le istituzioni musicali che potevano fare delle stagioni concertistiche chiamando esecutori di fama nazionale e internazionale. Occorre dire che il liceo musicale intitolato a Canepa proseguirà la sua preziosa attività didattica sino a divenire nel 1968 statale e assumere nel 1977 l'attuale qualifica di Conservatorio Statale di Musica. A poco in quegli anni 40 si tornava alla normalità, ma con un gusto persino più diffuso rispetto all'anteguerra, della musica, molto raffinato e tuttavia meno elitario, come dimostrano gli elenchi dei sottoscrittori pubblicati sulla appena risolta Nuova Sardegna nel 1947, che non comprendono soltanto i soliti nomi delle più ricche famiglie, ma anche con una miriade diffusa di piccole somme, una fascia di popolazione ampia e socialmente variegata. Insomma, era come se la grande paura della guerra e l'assenza di spettacolo avesse rinfocolato quel desiderio interclassista vivo sin dall'inizio del secolo precedente e saggiamente coltivato dalla classe dirigente di Sassari. Sorgono persino altre associazioni in concorrenza con la Società dei Concerti, che resta comunque il principale riferimento musicale, con all'attivo appuntamenti di altissimo livello, quale nel maggio del 1949 una 3 giorni con il quartetto di Radio Roma dedicato ai quartetti per archi di Beethoven, che inaugura la ricercata formula non solo del concerto monografico, ma addirittura del ciclo concertistico monografico. La data storica di questa associazione è il 15 gennaio del 1950, quando la società si fonde con la Filarmonica Sassarese creando l'Ente Concerti, con la direzione artistica di Maria Elisa De Carolis. Il nuovo ente accede a pur limitate sovvenzioni statali ancora non regolamentate e il sostegno pubblico comincia così ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo e ad affiancare quello privato. Aumenta il pubblico dei concerti e nel 1952 l'ente allestisce la sua prima stagione lirica, salvo rare eccezioni ne farà una all'anno, sempre con la collaborazione di Roberto Pappalardo. Nel 1967, con la legge Corona, l'ente concerti otterrà la qualifica di teatro di tradizione, come attualmente, con i relativi e soprattutto regolari sussidi dello Stato, senz'altro insufficienti, come potrà testimoniare il presidente e il professor Mattone, ma comunque utili a consolidare ancora di più il ruolo dell'ente ormai insostituibile nel tessuto culturale cittadino e regionale. Ma in questi anni 50 di cui parliamo, il sostegno dei privati è ancora fondamentale. Durante la stagione lirica del 52 muore Maria Elisa De Carolis, che lascia in eredità all'ente, oltre che un impagabile lavoro progettuale e organizzativo, anche il suo nome. Arrivano orchestre e solisti tra i più qualificati a livello mondiale e nella seconda metà degli anni 50 Nino Buonavolontà diventa il successore di Maria Elisa De Carolis. Manterrà la carica di direttore artistico per circa 20 anni, firmando con la sua intraprendenza spesso avventurosa, diciamo, alcuni significativi eventi e garantendo comunque una continuità di buon livello. Nel 1955 il Teatro Verdi viene ristrutturato per la prima volta dopo la ricostruzione seguita all'incendio del 23 e viene abbattuta la cupola. Peggiora l'acustica, ma il rinnovato teatro viene inaugurato con gran festa l'anno dopo, nel 1956, allestendo una storica tosca alla quale assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Segni. Ma non solo musica in questi anni 50. Il teatro di prosa, ad esempio, viene offerto ai sassaresi dal solito Pappalardo e misura minore da piccole associazioni. Salgono sul palco Emma Grammatic
Ernesto Calindri, Isa Pola, Franco Volpi, Enrico Maria Salerno, Valeria Valeria, Tino Boazzelli e tanti altri campioni del Teatro Nazionale. Di pari livello lo spettacolo di intrattenimento, musica leggera, operette e varietà, per fare qualche esempio Luciano Tajoli, Nino Taranto, Nilla Pizzi, Ugo Tognazzi, Franchi Ingrassia, Renato Carosone, Johnny Lorelli e mille altre glorie dell'epoca, artisti più o meno valorosi, ma comunque testimoni del pieno ingresso della nostra città in un circuito nazionale e internazionale. Poi gli anni 60, quelli dell'affermazione dei giovani come soggetto politico e di mille altre svolte, si aprono con lo spettacolo saldamente al primo posto nella classifica degli interessi culturali cittadini. Anche la politica, negli anni della cosiddetta contestazione, usa lo strumento del teatro amatoriale, e non solo palcoscenico. In quegli anni i cinema attivi quotidianamente affollati sono 8. Verdi, moderno, 4 colonne, un'audace ristrutturazione della famiglia Guarino di un bellissimo palazzo storico del Corso, tutti nella città murata o al suo ridosso, e l'Ariston, ai limiti del quartiere borghese dei Cappuccini, sono i locali di prima visione. Nel quartiere di San Giuseppe l'Agusteo, che prenderà il nome di Astra, ai giorni nostri uno dei 3 teatri posseduti dall'amministrazione comunale. L'Astra si alterna tra le prime e le seconde visioni, poi Smeraldo e Rex nel quartiere operaio di Monte Rosello, il Ferroviario nella zona della stazione offrono un film di qualche mese prima. In questi ultimi il prezzo resta pressappoco stabile intorno alle 100 lire, gli altri varia dalle 100 alle 200 lire a seconda dell'ordine di poltrona prescelto. L'ente concerti intanto ottiene il prezioso sostegno del neo eletto Presidente della Repubblica Antonio Segni, il quale nel 1962 al Teatro Verdi è presente ad uno degli appuntamenti più significativi dei 30 anni di spettacolo di cui parlo in questa relazione, cioè la rappresentazione del Riccardo III di Luigi Canepa, l'opera con la quale nel 1884 si era inaugurato il teatro simbolo dello spettacolo cittadino. La dirige lo stesso Nino Buonavolontà, ha anche curato il ripristino della partitura. Accanto al Presidente della Repubblica sono sedute le figlie di Canepa, Iole e Bici. Un altro evento di straordinario interesse è nel 1965 il concerto del grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli. L'appuntamento con i posti esauriti subito dopo l'annuncio è parte di un ciclo che l'ente ha voluto questa volta presentare nel Cinema Teatro 4 Colonne, forse perché il Verdi è occupato da una rassegna di prosa ai soliti livelli nazionali. Basti sapere che negli stessi giorni del pianismo di livello mondiale che c'è le 4 Colonne, in quegli stessi giorni in via Politeama Paolo Stoppo e Rino Morelli presentano la Pirandelliana Così e se vi pare. I sassaresi si sono ormai assuefatti alla grande prosa, ma mostri sacri a parte, a partire da Gassman o Romolo Valli, tutto ciò che viene rappresentato nei grandi teatri italiani arriva nella nostra città nel volgere di pochissimo tempo. Per esempio Buonanotte Bettina con Walter Chiari, Alida Kelly, Vando Osiris, Alberto Rabbagliati. Sempre in tema di commedia musicale non mancano Brugantino, il Boia e Aldo Fabrizi, Rinaldo in Campo con Domenico Modugno e Delia Scala. Nel settore varietà, operette e musica leggera si alternano Vianello, la Mondaini con Gino Bramieri, Carlo D'Apporto, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Teddy Reno, Gianni Morandi. In quei ricchi anni 60 si comincia anche a produrre musica non soltanto classica. Uno degli aspetti più diffusi, anche con punte di eccellenza, è quello dei cosiddetti gruppi beat, che interpretano la svolta della musica leggera di quegli anni e coinvolgono una grande fetta della gioventù sassarese che già si prepara a cavalcare l'imminente 68 con tutte le sue implicazioni non soltanto politiche. È dell'epoca dei Barritas che alla metà del decennio aprono il genere ottenendo apprezzamenti anche a livello nazionale. Seguono gruppi come quello dei Bertas, ancora attivo, con vivo successo, che quest'anno ha ricevuto dall'amministrazione comunale il prestigioso Candeliere d'Oro.
poi i Savages, gli Stranger, gli Squali e decine di altri che ottengono spesso, persino con imbarazzo da parte dei componenti, il plauso di critici musicali e giornalisti, di solito poco amanti delle novità, ma la verità è che questi gruppi, molti dei quali dalla raffinatissima preparazione, sono anch'essi espressione, seppure più globale, della stessa città e non si pongono quindi come antagonisti alla radicata cultura musicale sassarese, ma anzi cercano di farne parte, pur con proposte diverse e naturalmente innovative. Gli anni 70, sto per finire, si aprono agli stessi alti livelli del decennio precedente, tra preziose iniziative, quale la prima esecuzione sassarese nei 107 anni dalla sua composizione della Petite Messe Solennelle di Rossini, diretta da Buona Volontà con la corale Canepa istruita da Nino Fois, il solito arrivo di concertisti internazionali, sino a clamorose stagioni liriche come quella dell'anno conclusivo di questa rassegna, il 1975, quando per una butterfly con Rena Kabaibanska si dovette bloccare il traffico in via Politeama e piazza Castello e diffondere all'esterno con altoparlanti l'audio dell'intera esecuzione per la folla che non era riuscita a entrare in teatro. Sembra impossibile ora una cosa del genere. La migliore prosa nazionale è sempre presente, ma in quegli inizi dei 70 muove i primi passi anche un rinnovato teatro di etnia. Si afferma la figura di Giampiero Cubeto, regista e operatore teatrale, che ha il merito di emancipare il teatro nelle lingue sarde dal ghetto della sottocultura vernacolare per creare una nuova forma di spettacolo popolare insieme al conto. L'operazione di cui è protagonista anche il linguista e drammaturgo Leonardo Sole. Per iniziativa di Cubeto nascono la Compagnia Teatro Sassari e la Cooperativa Teatro e Musica, tuttora tra le più importanti istituzioni teatrali sarde. La centralità culturale che il teatro conserva in questo periodo ha il suo picco in un evento dall'oggettivo valore simbolico, l'arresto a Sassari nel 1973 dell'attore Dario Fo, avvenuto nel Cinema Teatro Rex, dove si preparava a rappresentare una sua opera di sferzante satira contro il potere. Mister Udolfo. Intorno a questo fatto politico-teatrale si mobilitano migliaia di cittadini indignati in una protesta dove la borghesia liberale sassarese, dalle tradizioni in quegli anni ancora vivissime, si unisce alla sinistra socialista comunista e a quella extraparlamentare, soprattutto giovanile, offrendo in una manifestazione oceanica sotto il carcere di San Sebastiano la figura plastica, direi, del blocco progressista, del blocco sociale progressista, che poco meno di 2 anni dopo avrebbe portato alla guida dell'amministrazione cittadina un'alleanza di sinistra, di partiti di sinistra. Quindi questa relazione si conclude ora con l'immagine di uno spettacolo in piena ascesa e in un felice equilibrio tra ricerca di novità e pervicace radicamento in una tradizione positiva. Quindi se il tema di questo importantissimo e bel convegno è la ricerca delle origini del declino della nostra città, io con questa mia relazione non posso contribuire. Magari se verrò invitato l'anno prossimo a parlare dello spettacolo nei prossimi 30 anni, nei 30 anni successivi, forse riuscirò a spiegare non come la crisi dello spettacolo abbia contribuito al declino di Sassari, ma come il declino economico di Sassari sia riuscito a mettere forzosamente in crisi un settore in piena ascesa e che non aveva nessuna voglia di declinare. Grazie.